Buongiorno e bentrovati per la rassegna stampa di TG Plus, la pagina veneziana, partendo dalla nuova di Venezia e Mestre, Putin ai Wagner, fedeltà o esilio, ma questo lo riportano un po' tutti i giornali del gruppo. Stadio, c'è un altro mutuo, insorgono le opposizioni, critiche in commissione per la nuova variazione di bilancio, no ai 192 milioni in più di debito, la replica dell'assessore Zuin, esercizio contabile per mandare avanti il progetto. Questo servirà. Vediamo nella fotonotizia invece Fincantieri circondata dai lavoratori dell'indotto, protesta delle imprese, fumogeni ai cancelli. E Venezia, un clan di borseggiatori tiene in scacco il centro storico. E medicina, fisica, nuovo reparto di riferimento per il territorio, gli ospedali di Dolo qui. E vediamo un pochino invece di andare sul Gazzettino invece, su Venezia Mestre, massacrata in casa e soffocata dal ladro, ma questa è una notizia che riguarda proprio una parte di respiro regionale del giornale, e si va anche a Rovigo, dove vedete che gli spari alla prof, quel 5 in condotta diventato 9, e Lega marcato verso i venetisti, gelo di Stefani, silenzio di Zaia. Vedete che c'è questo fortino leghista che sta crollando, poi anche Marcon che se n'era andato, dimissioni da presidente della provincia, da sindaco di Castelfranco, poi se ne è parlato, l'abbiamo visto anche in altri giornali. Putin, notizia internazionale, sfiorata la guerra civile, discorso alla nazione, i nostri militari sono rimasti fedeli, hanno salvato la Russia dalla distruzione. Anche qui vedete dall'est i bus a Venezia, i pendolari dell'elemosina, e nessuno che vuole Villa Galan, che va alle onlus. Questa sarà la fine che farà Villa Galan. Lo troviamo, questa notizia la troviamo, vedete, anche qui nel Corriere del Veneto, arte, mostre, volontariato nella villa confiscata a Galan. Qui ci dicono anche cosa c'è dentro. Anche qui viene riportata la notizia della casa a Soquadra, dell'anziana uccisa, colpita più volte e soffocata perché aveva intercettato il ladro. Mentre per quanto riguarda la faccenda della professoressa impallinata, cambieremo il voto in condotta. Il caso di Rovigo, il ministro annuncia nuove regole, la professoressa impallinata chiede danni ai genitori dei ragazzi. Licenziata per incapacità, io assenteista, quella che avrebbe lavorato solo 4 anni su 24, è solo una barzelletta. Ma vedete che anche qui a destra Lega, la battaglia lascia scorie e ferite, marcato addirittura in uscita. Le dimissioni di Marcon, Castelfranco è un caso e deve ripensarci. Altre notizie: la tassa d'imbarco, la Save fa appello. Andiamo a vedere anche la prima pagina, la pagina di Venezia di Notizie Plus, che riporta sempre la notizia della CGA: le grandi imprese si finanziano ritardando i pagamenti ai piccoli. È una bella inchiesta della CGA questa. E poi c'è una nostra esclusiva intervista proprio fatta da noi, che al sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, che insomma smentisce un po' quello che hanno scritto su di lui, scrivendo proprio emergenza rissa Jesolo, ma è solo un'esagerazione. Ha spiegato, ma se volete andare a leggere potete leggere anche il pezzo, ha spiegato bene come stanno le cose. E ancora si parla di Akzo Nobel, quella ditta di vernici di Scorzè, che continua la ricerca per i potenziali acquirenti per salvare questi 50 posti di lavoro. Poi c'è un patto tra Federalberghi e Unicredit a sostegno delle imprese del settore turistico. È tutto anche per la pagina di Venezia di Notizie Plus. Noi ci sentiamo più avanti.